in collaborazione con Glam Vision e CAF Acli. Funivia Trento-Bondone, il progetto da 37 milioni si ferma, per ora già a Sardagna. Dall'ex SIT all'Italcementi però c'è il piano, ma per Vason servono i privati. Anche in Trentino gli esercenti hanno deciso di mettere in vetrina le bollette dell'energia e del gas, che mostrano importi triplicati. L'iniziativa messa in campo dalle associazioni dei pubblici esercizi e dei ristoratori. Il nuovo rifugio Pedrotti, un faro di montagna per essere visibile agli escursionisti. La SAT è la prima volta che abbiamo un concorso di progettazione. Il ghiaccio dell'Adamello si ritira ed emergono i resti di un soldato della Prima Guerra Mondiale. Il Trentino si riprende il primo posto nell'indice di sportività d'Italia. L'Alto Adige è secondo e il Bellunese chiude in 22esima posizione. No. Dai. CAF Acli, il 730 che spacca.